Lunedì 3 marzo, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Luca Ciliberti. Allora, oggi avremo come ospiti il magistrato Santino Mirabella, Don Fortunato Di Noto e la giornalista Agata Saccone, con la quale parleremo delle settimane di moda prima di Milano e poi di Parigi. Ma intanto i nostri servizi di attualità, il primo e ultimo ora. Dall'alba oltre 200 carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo tra Randazzo e Milano 18 arresti per associazione mafiosa. Vediamo i particolari. Oltre 200 carabinieri del comando provinciale di Catania sono impegnati dall'alba di oggi in una maxi operazione tra Randazzo e Milano con l'arresto di 18 persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravati dal metodo mafioso e con la finalità di agevolare il clan di riferimento. L'indagine condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Randazzo e coordinate dalla DDA di Catania hanno consentito di portare alla luce le attività illecite di un'associazione mafiosa legata alla famiglia di Cosa Nostra Etnea dei Mazzei, individuando negli esponenti all'apice operanti nei territori di Bronte, Maniace, Maletto e della zona circostante. Durante le indagini è emerso un vasto giro di estorsioni ai danni di imprenditori locali, un fiorente traffico di stupefacenti e un'attività di controllo dell'area di influenza del clan. Vite spezzate sulle strade siciliane, sabato notte un tragico incidente a Catania, 2 giovani a bordo di una moto si sono schiantati contro un'auto parcheggiata e non è soltanto l'unico caso. Vediamo di che si tratta. Vite spezzate sulle strade, dove le vittime sono spesso giovanissimi a rientro da una serata con gli amici, da un'uscita del sabato sera che poi si trasforma in una tragedia. A Catania l'ultimo episodio è avvenuto la notte scorsa, attorno all'1:30 nella centrale via Trieste, all'angolo con via Monfalcone. Qui 2 ragazzi, Edoardo Di Stefano e Cristian Gargano, un catanese di 24 anni e un romano di 25, a bordo di una moto di grossa cilindrata, per cause ancora da accertare sono finiti contro un'auto parcheggiata all'altezza del civico 43. Un impatto talmente violento da lasciarli sul selciato, privi di vita. Vani i soccorsi degli operatori del 118 arrivati sul posto assieme ai vigili urbani e agli agenti di polizia che hanno effettuato i rilievi dell'incidente. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi c'è una manovra azzardata o l'alta velocità. Queste immagini invece si riferiscono ad un altro incidente avvenuto nella notte tra 2 auto con a bordo 5 giovani tra i 19 e i 29 anni in via Cappuccini nel centro di Adrano, sempre nel catanese. Le vetture sono finite contro questo distributore di carburante dove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'impianto. I giovani feriti sono stati trasportati negli ospedali di Biancavilla e al San Marco di Catania. E di un morto invece il bilancio di un incidente avvenuto ieri nel Ragusano in contrada Busello. Giuseppe Giordanelli, di 36 anni, era a bordo della sua utilitaria quando si è scontrato con un autocarro. Il corpo del giovane, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco. Il 36enne è morto nonostante i numerosi tentativi di salvarlo da parte dei soccorritori. Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali invece di Cono Nitro, 26enne di San Cono nel Calatino, che mercoledì scorso è rimasto vittima di un incidente mortale autonomo a bordo della sua moto. Lutto cittadino nel comune del Catanese, dove il sindaco ha sospeso i festeggiamenti del carnevale. Luca, e i giornali cosa dicono stamattina? Oggi sulla Sicilia, nella pagina di Catania, ovviamente questi fatti sono tutti riportati, c'è un ampio spazio alle vicende di cronaca. Il primo ovviamente è lo scontro in via Trieste, schianto in moto contro un'auto in sosta, l'ultimo giro è fatale per 2 giovani, incidente autonomo è stato accertato, registrato ieri notte, causato probabilmente dall'alta velocità. L'attacco del pezzo, devo dire, è abbastanza forte e toccante, si ridisegna, si ripercorre l'ultima telefonata tra i 2 che sono morti, 2 ragazzi. Ciao Cristian, che dici? Passa a prenderti, facciamo un giro in moto. Se il secondo avesse declinato l'invito dicendo no Edoardo, ormai è tardi, risentiamoci domani, forse staremmo a scrivere altro. Secondo appunto la prima ricostruzione della polizia locale giunta sul posto, i 2
due ragazzi procedevano a una velocità assai elevata quando il guidatore ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare, forse dopo aver sbandato su un'automobile parcheggiata regolarmente in uno stallo regolato dalle strisce blu, e questo è un incidente. Poi c'è un altro incidente di qualche giorno fa con una vittima, però dopo qualche giorno di coma in ospedale è morto questo ragazzo, si chiama Piero Passini. Quell'impennata fatale, San Giorgio piange, Piero ha impennato, diciamo, con la sua moto, è giovanissimo, ha impennato con la sua moto del parcheggio, è caduto, la caduta è stata fatale. A questo si aggiungono poi ovviamente la cronaca degli altri incidenti, quindi un weekend davvero di sangue sulle strade siciliane. Ancora un'altra storia, risse in discoteca a Palermo, feriti e aggressori sono finiti in ospedale. I carabinieri in un primo tempo, chiamati dal gestore del locale, non avevano trovato nessuno dei giovani coinvolti nella lite, poi però in 4 si sono fatti curare in reparto e al pronto soccorso. Quella che doveva essere una serata di divertimento si è trasformata in una notte da Far West. Rissa con feriti in nottata alla discoteca Mob di Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo. I carabinieri, chiamati dal gestore, al loro arrivo non hanno trovato nessuno dei giovani coinvolti nella lite. Sembrava tutto finito quando al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo si sono presentati 3 ragazzi con ferite d'arma da taglio. Un quarto è andato al pronto soccorso di Villa Sofia. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Fra i feriti ci sarebbe un parente della vittima del tentato omicidio avvenuto davanti al cimitero dei Rotoli a Palermo, avvenuto nel dicembre scorso, quando Antonino Fragali fu ferito a colpi di pistola. Un episodio per il quale è stato arrestato Francesco Lupo, ma restano ancora da identificare le 2 persone che lo accompagnarono in auto sul luogo dell'agguato. Non è la prima volta che nella discoteca di Carini avvengono risse ed episodi di violenza. Nel 2022, infatti, furono addirittura esplosi dei colpi di pistola e il locale fu chiuso per 30 giorni dal questore. Ecco, i quotidiani che dicono, Luca, su C'è questo? un ampio approfondimento sui quotidiani di Palermo e di Messina, quindi la Gazzetta del Sud per Messina, il Giornale Sicilia per Palermo. Questa è la cronaca: da Messina a Palermo è movida selvaggia. La notte di violenza, eccolo qua, da Messina a Palermo è movida selvaggia, la notte di violenza alla discoteca Mob di Villa Grazia di Carini, a fronteggiarsi 2 gruppi di giovani criminali, di Zen, Sperone e Danissini, contusi, portati in ospedale, dove un ragazzo semina danni. Una lite ovviamente che scatena anche la reazione degli operatori dei locali da ballo, che si ribellano, dicono adesso basta, non se ne può più, ogni sforzo alla fine è vanificato. Un altro articolo, ecco, scorriamo le pagine, eccolo qua, lo vedremo tra un po', ed è quello appunto che riguarda gli atti violenti e i vandalismi, però questa volta premeditati appunto per le azioni e i cortei. Altro argomento, condanna unanime per gli scontri di sabato a Messina, ferito un poliziotto, identificati 2 manifestanti no ponte. Un agente della Digos ferito, un pomeriggio da dimenticare, con scontri e devastazione per una manifestazione trasformata in un'occasione per danneggiare il centro cittadino. È un coro unanime di condanna e di indignazione quello che arriva dopo gli scontri e gli incidenti tra le forze dell'ordine e i manifestanti violenti della sfilata carnevalesca No Ponte, che si sono verificati ieri sia nel pomeriggio che in serata a Messina. Dopo gli scontri sono state identificate almeno 2 persone, entrambe non di Messina, la loro posizione al vaglio degli inquirenti. Incidenti a Piazza Antonello e in serata a Piazza Casapia, quando sembrava tutto concluso e dove erano arrivati i manifestanti, circa 150, dopo aver imbrattato diversi muri della città, compreso quello della chiesa di Santa Eustochia. Solidarietà per le forze dell'ordine è arrivata da tutte le parti politiche. Il sindaco Basile ha condannato quanto avvenuto e chi strumentalizza le manifestazioni per portare avanti atti di violenza e vandalismo. Il comune chiederà il risarcimento dei danni provocati dalle azioni dei manifestanti. Il coordinamento No Ponte invece ha chiarito che non ha organizzato né aderito all'iniziativa, ribadendo che episodi del genere non hanno nulla a che fare con l'opposizione civile, sociale e non violenta ad un'opera inutile. Condanna incondizionata anche dal PD, che non ha niente a che vedere con il diritto a lottare, hanno detto, contro quello che riteniamo uno stupro al nostro territorio. Il primo ad intervenire ieri era stato il ministro Salvini. Chi non ha argomenti sceglie la violenza, aveva detto il vice premier. A te, Luca.
Atti violenti che continuano, questa volta diciamo per i cortei, atti violenti e vandalismi premeditati, anche questa è la pagina di Messina della Gazzetta del Sud che ripercorre ovviamente non solo i fatti ma anche diciamo, le conseguenze. 2 emiliani, un uomo e una donna denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per possesso di oggetti contundenti utilizzati come armi. Per il poliziotto ferito 15 giorni di prognosi, qui ci sono le foto e le immagini di quello che è successo. Il dossier sollevato appunto dai politici, ricordiamo è di Messina, la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, porta il dossier sul tavolo del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha chiesto una relazione sui fatti. È messinese anche l'assessore al turismo di Fratelli d'Italia Elvira Amata e quindi insomma il caso viene sollevato. E poi molti hanno condannato quanto accaduto sabato a Messina, ma c'è una componente che addossa le responsabilità alle forze dell'ordine, il fronte del no diviso e quelle parole che roventano il clima. A far discutere sono soprattutto le dichiarazioni del professore Mazzeo, appunto, che aveva detto: la nostra risata vi seppellirà, è andata diversamente, altro che allegria, ma fumogeni, petardi, lanci, una valanga di scritte su muri, case, scuole e movimenti, la città non ha riso proprio per niente. Insomma, questa è la fredda cronaca. Siamo al calcio, il Catania è in piena emergenza con 11 giocatori assenti, non riesce ad andare oltre il pari con il Foggia, è il terzo pareggio consecutivo. A Sarri risponde Anastasio, prosegue la contestazione dei tifosi. Terzo 1-1 consecutivo del Catania che con 11 assenti non sa e probabilmente in queste condizioni non può andare oltre il pari. Già privo di 9 elementi, Toscano perde anche Montalto e De Paoli, fermati da un virus influenzale, rimane senza attaccanti. Corallo debutta dal primo minuto, fischi per gli etnei alla presentazione delle squadre. Nel primo tempo le occasioni migliori sono per il Foggia, Gala da fuori area chiama la respinta Dini, su assist dello stesso Gala il senegalese Sarr manda fuori di poco. Jimenez prova ad accendere la luce e dopo un passaggio filtrante di Raimo cerca in area Corallo, ma l'attaccante sulla chiusura di Tascone non trova la porta da buona posizione. Il Catania rischia anche inizio ripresa, Gala crossa da sinistra, Tascone indirizza in porta ma trova l'opposizione di Frisenna. Al decimo Dini para su Orlando, quando il Foggia affonda la gara si sblocca, incursione di Orlando, il suo cross trova prima la deviazione di Di Gennaro e poi quella di Sarr che manda in rete forse con l'aiuto di un braccio. Sembra già finita per il Catania perché le soluzioni in casa etnea sono pochissime, ma i rossazzurri non si arrendono e trovano il pari con un preciso cross di De Rose sul quale Anastasio è bravo a girare in porta di destro. Nel finale arriva ancora una protesta per un presunto tocco di mano in area di Zunno su conclusione di Anastasio, ma l'arbitro fa proseguire l'ultimo tentativo di Jimenez, De Lucia non trattiene, ma Lunetta non riesce ad arrivare in tempo sulla respinta. Intanto la curva nord si svuota, mentre in curva sud viene esposto uno striscione. Chiacchiere e presunzione rispecchiano la vostra incompetente gestione. Spaccature ormai evidenti in una stagione che sul campo porta un altro pari nella corsa, se così si può chiamare, verso l'obiettivo minimo dei play-off. A te Luca. Grazie Michele, allora tutto raccontato ovviamente sulle pagine, le due pagine dedicate al Catania del quotidiano La Sicilia, questo 1-1, un altro pari, un'altra caterva di fischi, contestazione contro la società, ma il tema è, che poi è quello che dicono i tifosi, al Massimino non ci si diverte più, no? E questo è il vero tema. Anastasio rimedia lo svantaggio con il Baby Corallo centravanti per l'emergenza, i rossazzurri non osano, beccano lo 0-1 nel finale, ma nel finale quantomeno evitano la sconfitta. Qui c'è la cronaca della partita, nella seconda pagina le reazioni, il tecnico dice siamo falcidiati dall'influenza, abbiamo rimesso in piedi la gara, quindi vede il bicchiere insomma in qualche modo mezzo pieno. Equilibrio e lavoro, non posso perdere la lucidità ma lavorare per arrivare ai playoff. I fischi dei tifosi, dice l'allenatore, non giudico, noi facciamo il massimo con un'enorme buona volontà. Le immagini però parlano chiaro, insomma il racconto ovviamente è tutto delle proteste, insomma dello stadio che si svuota, è tutto, è il risultato soprattutto della classifica che parla molto chiaro. Cosa le è piaciuto, chiedono allora all'allenatore, e dopo il pari abbiamo provato anche a vincerla. Devo dire che per l'impegno che tutti abbiamo messo in campo e per l'atteggiamento mostrato da tutti io non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Poi è chiaro che in questa situazione di emergenza totale tutto si complica, ma ho detto ai ragazzi che avevamo tutto per poterla vincere, ci hanno provato ma non ci sono riusciti. Adesso mente subito a Latina. E allora andiamo a vedere la prossima giornata del campionato di Serie C, il quale militano le tre siciliane, Catania,
Trapani e Messina. Al Catania è andato meglio delle altre perché le altre due hanno perso, insomma, quindi il Catania, avete visto, ha pareggiato a Foggia. Il Trapani ha perso contro l'Audace Cerignola, eccolo qua, ha perso 1-0, il Messina ha perso a Monopoli. In classifica, eccole qua, Trapani un punto avanti al Catania a metà classifica, il Messina invece naviga nella zona bassa. Prossimo turno giocheranno tutte di sabato le siciliane, Messina Avellino, Latina Catania, quindi il Catania in trasferta, e Trapani Monopoli. Queste sono le notizie che riguardano il calcio. Michele, adesso continuiamo con le prime pagine della rassegna stampa siciliana. Allora andiamo a vedere, mentre siamo sulla Sicilia, la prima pagina della Sicilia. Ovviamente dopo il vertice diciamo di ieri, tutti i quotidiani, compresi i regionali, titolano appunto diciamo in qualche modo condiscono di commenti questa notizia. Cose dell'altro mondo, è bello il titolo della Sicilia. Al vertice di Londra, l'Europa in campo per trovare l'unità su una pace giusta in Ucraina, piano Gran Bretagna-Francia, volenterosi sul terreno, e von der Leyen dice riarmiamoci, Meloni in sintonia con Starmer sulla necessità di preservare il legame transatlantico. Questo è tutto messo dentro nei titoli. Abbiamo visto l'incidente nel quale hanno perso la vita due ragazzi a Catania, strade insanguinate, muore anche un centauro caduto impennando, ma sarà l'ultimo giro della loro vita relativo appunto a queste due vittime. Ci sono delle belle notizie, diciamo, di approfondimento all'interno del giornale. Vi facciamo vedere i titoli e poi le spieghiamo dentro. Piano regionale dei rifiuti, ricorso al TAR Lazio degli ambientalisti contro gli inceneritori, questo è uno. E poi monte di debiti di ISAP a quota 65 milioni, il tribunale blinda tutto il patrimonio. E poi l'ultimo report, questo è molto interessante, le dighe siciliane, ora c'è meno acqua di quanto previsto, quindi è un nuovo SOS nelle campagne nonostante la pioggia. Allora andiamo a vedere queste notizie in pagina. Partiamo proprio dalle dighe. Eccolo qua, nelle dighe meno acqua del previsto, in affanno soprattutto l'uso irriguo, quindi le campagne. Il report: a febbraio gli invasi siciliani hanno ottenuto 142 milioni di metri cubi, ma al netto si arriva a 100, quindi ne perdono praticamente la metà. Qui c'è tutta diciamo, la tabella con i dati aggiornati, quindi questo è un tema certamente che farà discutere. E poi abbiamo parlato anche dei rifiuti, eccolo qua, il piano Schifani al TAR del Lazio. Schifani vuole fare 2 inceneritori in Sicilia, ma arriva il ricorso degli ambientalisti. Tra dati imprecisi e totale spregio delle alternative sostenibili e delle norme europee, appunto, gli ambientalisti fanno ricorso contro il presidente della regione. E poi la notizia che riguarda appunto il petrolchimico, i debiti di ISAB a quota 65 milioni, il tribunale blinda il patrimonio. Questo è fondamentale per la sopravvivenza del polo petrolchimico del sud-est della Sicilia. Questa è la Sicilia. Andiamo a vedere la prima pagina invece del giornale di Sicilia. Anche qui l'appello dell'Europa con gli Stati Uniti per la pace. Questa è una notizia che diciamo, approfondiremo più avanti nella lettura dei quotidiani nazionali. La fotonotizia, come sempre, del lunedì è dedicata allo sport, al Palermo che vince. Il Palermo concede il bis con Brescia, altri 3 punti, al Barbera prova convincente, decisivo nel finale un rigore di Poyampalo. In classifica i rosanero rientrano nella zona playoff. E poi il Papa, insomma, se ne parla con il vertice, con la sfuriata di Trump contro Zelensky, insomma, con le notizie delle ultime ore ci si è quasi dimenticati forse del Papa, che invece viene messo in prima pagina dal giornale Sicilia. Il Papa da qui in ospedale, la guerra sembra ancora più assurda. Vedete le parole di estrema saggezza del Santo Padre. Ha accorato l'invito a fermare il cessate il fuoco, stabili le condizioni di salute. E poi notizie che arrivano appunto da Catania e da Messina: lo schianto in moto, morti 2 giovani a Catania, la rissa in discoteca a Villa Grazia di Carini con 4 feriti a coltellate. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Gazzetta del Sud, piano pace con gli Stati Uniti per Kiev. Questa è una notizia, diciamo, di politica nazionale ed internazionale. Invece gli scontri a Messina, eccolo qua, era tutto premeditato.
Questa è la notizia, insomma, che diciamo, dà il titolo alle cronache regionali. Per quanto riguarda la Gazzetta del Sud, alcuni partecipanti al corteo Ponte erano mascherati per essere irriconoscibili, quindi vedete la premeditazione. Denunciati, abbiamo visto, 2 attivisti emiliani. Piantedosi chiede un dossier, e poi anche qui lo abbiamo visto, le notti violente e la malamovida a Palermo e Messina. Te, Michele. Bene, adesso prima di uscire diamo un'occhiata al traffico, lo facciamo con l'aiuto della Polizia Stradale, in collegamento con noi da Catania, il sovrintendente Vito Giovanni Russo, se c'è, eccolo, buongiorno, benvenuto, a lei la parola. Che tipo di traffico abbiamo stamattina, lunedì mattina? Buongiorno direttore, buon inizio settimana a lei e a tutti i nostri telespettatori dalla sezione di Catania del compartimento Polizia Stradale della Sicilia Orientale. Sulla notizia fresca sulla 18 Messina-Catania, poco prima dei caselli di San Gregorio, registriamo un incidente stradale con più veicoli coinvolti. La pattuglia è già sul posto per il sopralluogo e per i rilievi tecnici necessari per la ricostruzione cinematica del sinistro e il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile, ma è inevitabile che la circolazione ne risenta vista anche l'ora di punta. Si registrano i consueti rallentamenti dovuti sempre all'ora di punta anche sulla diramazione della 18 in direzione Catania Centro e sulla tangenziale di Catania sin dallo singolo Pettenei in direzione sud. Sulla 18 nel tratto Siracusa-Modica in direzione Siracusa tra Avola e Cassibile, quindi abbiamo detto in direzione Siracusa, è interdetta la circolazione ai veicoli superiori a 7 tonnellate e mezzo. Sulla 19 Catania-Palermo persiste la chiusura dello stringo di Enna in entrata e in uscita sulla careggiata direzione Palermo, pertanto chi proviene da Catania deve stringolare a Mulinello o a Vittaino. Così come è ancora chiusa la rampa di immissione alla 19 dallo stringo di Catania 7 in direzione Catania. Per quanto riguarda le strade statali, sulla 121 Catania-Paternò fino al 20 marzo, nella fascia notturna dalle 20.30 alle 6.30 vi è la chiusura al traffico veicolare in entrambe le direzioni tra Misterbianco e Val Corrente. Mentre sulla 192 Valle del Taino è interdetta al traffico veicolare in entrambe le direzioni per la demolizione dell'omonimo ponte. Quindi è necessario il percorso alternativo della 19 dagli Stringo di Agire a Catena Nuova e viceversa. Concludo questo intervento con una piccola riflessione alla luce del fine settimana appena trascorso, durante il quale la Polizia Stradale di Catania ha intensificato i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche. Vorrei che tutti i conducenti capissero che la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche provoca un'alterazione che, anche se impercettibile al conducente stesso, di fatto c'è, è scientificamente provata. Un'alterazione che provoca quindi una riduzione, anche se minima, dei tempi di reazione, con la conseguente aumento esponenziale della probabilità di essere coinvolti in un sinistro stradale e di mettere quindi a serio repentaglio quel bene prezioso che è la nostra vita. Dal combattimento Polizia Stradale Sicilia Orientale, insieme ai colleghi impegnati su strada, vi auguro una serena giornata e una buona settimana. Grazie anche per le sue raccomandazioni importantissime. Adesso velocemente andiamo al Tondo Gioveni di Catania. Ecco, come vedete ci sono i consueti rallentamenti dove confluiscono le strade, ma insomma diciamo il traffico, a parte i semafori eccetera, è abbastanza intenso, però apparentemente scorrevole. Vediamo, abbiamo anche via Vincenzo Giuffrida, lì c'è molto meno traffico e le macchine ferme sono ferme giustamente per i semafori pedonali. Breve pausa, tra pochissimo con Luca Ciliberti alla rassegna stampa nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, riprendiamo con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Luca Ciliberti. A te Luca. Grazie Michele. Allora, adesso ci andiamo a leggere tutte le notizie che riguardano questo vertice, insomma, molto importante, no? Dopo la sfuriata di Trump alla Casa Bianca. Allora, cominciamo perché poi la lettura dei quotidiani oggi è veramente molto illuminante, diciamo, nel suo complesso. Allora, vediamo i titoli intanto. Partiamo dal Corriere della Sera. Kiev, il piano divide Meloni e Macron. Come sempre qui si acuiscono le differenze di vedute tra il premier italiano e il presidente francese. Il presidente francese: all'Italia stai al nostro fianco, la premier invece dice l'Occidente resti unito, è inutile dividere, diciamo ancora di più questa situazione che già sembra davvero arrivata al limite. Questo è il titolo, insomma, che riguarda il vertice di Londra, proposta Londra-Parigi, tregua di un mese e una coalizione di volenterosi per l'invio di truppe in
Ucraina. Questo è il titolo che riguarda appunto la vicenda Stati Uniti, Ucraina, Russia, insomma, ed Europa. Poi altre notizie, il Papa, messa, poi caffè e lettura, nessun segno dell'ultima crisi, quindi condizioni cliniche stabili, la prognosi resta riservata. Nella giornata di ieri, iniziata con un caffè e la messa insieme ai medici del Gemelli, il Papa è sfebbrato, non ha avuto bisogno della ventilazione meccanica ed è stato sottoposto solo all'ossigenoterapia. La crisi di broncospasmo dello scorso venerdì non avrebbe avuto conseguenze dirette, ci fa piacere per il Santo Padre. Poi lo sport in apertura del Corriere a centropagina con 2 fotonotizie, la Brignone in sci quindi che trionfa nel Super G, e poi è partito il MotoGP, la coppia Marquez davanti a tutti, quindi insomma le Ducati con i 2 fratelli Marquez che hanno vinto. Questo è diciamo nel complesso la prima pagina del Corriere della Sera. Vediamo la Repubblica Ucraina, un mese di tregua, quindi dal vertice viene fuori questa ipotesi. Asse, Regno Unito e Francia a Londra, subito stop al conflitto, piano per la pace giusta, l'America è indispensabile, allo studio una coalizione di volenterosi. Cosa dice l'Unione Europea? La commissaria Ursula von der Leyen dice: noi con Kiev bisogna riarmarsi, è il momento di agire. Questa è la posizione diciamo che si discosta di più diciamo dalle idee del vertice intero. Meloni vede Zelensky ma frena sulle truppe, serve la NATO, andrò da Trump, quindi la premier Meloni diciamo, fa da pontiere in qualche modo in questa situazione. In Italia ieri c'è stata la manifestazione Uniti per l'Europa, dove sono scesi in piazza a Roma anche sindacati, politici eccetera, per sostenere appunto Kiev, l'Ucraina, Zelensky e la necessità insomma di arrivare a una tregua. Queste sono le notizie diciamo di prima pagina. Vediamo, c'è anche la Stampa, poi andiamo a vedere gli approfondimenti. Tregua di un mese, vedete anche la Stampa titola come Repubblica tregua di un mese per l'Ucraina, il piano Starmer e Macron per la pace. La Stampa diciamo, si discosta un po' dalle altre prime pagine, perché mette in pagina con la fotonotizia il padre del musicista morto sulla Concordia, che diciamo, dice con questa frase: non perdono Schettino. La notizia è riferita alla semilibertà che si chiede per appunto l'ex comandante della Costa Concordia, una notizia chiaramente fa saltare sulla sedia non solo i parenti e i familiari delle vittime, ma insomma anche un po' l'opinione pubblica per quello che è successo diciamo proprio su quella nave. Allora andiamo a vedere invece gli approfondimenti che riguardano la notizia d'apertura. Il Corriere della Sera, diciamo, abbiamo sintetizzato queste come notizie. Prendiamo appunto dal Corriere. L'Ucraina intanto punta a riavviare il dialogo, quindi Zelensky ha fatto il forte seduto ovviamente davanti a Trump, ma il popolo ucraino punta a riavviare il dialogo. Perché? Perché senza l'America, questa è diciamo quello che dicono i consiglieri a Zelensky, la guerra è persa, quindi si prova a riparare i danni e rilanciare l'accordo sui minerali. Il re fa bella figura perché fa insomma l'uomo di solidarietà, il sovrano di solidarietà, e quindi incontra il premier Zelensky, che dagli Stati Uniti è volato a Londra. E poi ancora diciamo altre critiche a Zelensky: il presidente ha sbagliato a scontrarsi con Trump, ha forzato i tempi e non era preparato. Quindi questa è la lettura diciamo dei fatti. Andiamo a vedere l'altra pagina. Che reazioni ha scatenato questo scontro? Che Mosca si sente più forte, no? La politica estera degli Stati Uniti adesso, guarda un po', coincide con la nostra. Il portavoce di Putin: c'è molta strada da fare, ma per gli ultranazionalisti è un tranello. E poi altra notizia. Malumori in America, cioè non è piaciuta a tutti questa sfuriata di Trump, soprattutto nel suo paese, perché J.D. Vance, il vicepresidente che era a sciare, è stato contestato proprio nel suo luogo di villeggiatura, i parlamentari costretti a cancellare gli eventi pubblici. Ma ecco, questo è il nodo che viene messo solamente diciamo nell'occhiello, ma che è il tema poi per cui Trump probabilmente tornerà indietro sulle sue posizioni. A preoccupare Trump sono le borse che frenano, e siccome
siccome Trump è un uomo di economia, un uomo d'affari, l'ho detto anche davanti a Zalewski, diciamo, le borse condizioneranno certamente, e le previsioni sul PIL condizioneranno certamente il suo comportamento. Andiamo a vedere invece altri quotidiani, eccolo qua, la Repubblica a Piazza del Popolo per l'Europa, che abbiamo visto, sì all'orgoglio, no alle etichette. Perché vi facciamo vedere questa notizia, Michele? Perché c'era anche, guarda un po', in piazza il sindaco di Palermo, l'uomo di centrodestra, condivido la difesa di valori comuni, quindi insomma il sindaco di Palermo, diciamo, che in qualche modo intervistato sposa questo mondo del pacifismo, perché appunto è un uomo di centrodestra, però dice: io sposo le cause del pacifismo. Andiamo a vedere invece il tavolo, eccola qua, questa è la foto, insomma, che sa anche di pagine di storia, no Michele? Quando insomma in queste occasioni questo vertice è abbastanza, diciamo, importante per il periodo storico, eccoli qua tutti i leader attorno al tavolo che cercano una soluzione, diciamo, dopo diciamo, i fatti avvenuti alla Casa Bianca. Gli Stati Uniti, dicono tutti, sono indispensabili, piano con Parigi, tregua di un mese, peacekeeper solo dopo un'intesa. Vediamo invece gli altri quotidiani, anzi io ti faccio vedere, guarda, mentre siamo nel racconto, eccolo qua, il Daily Mail su tutti, guarda, loda il re, no? The King's Show of Solidarity, perché appunto incontra rispetto a Trump, vedete, c'è anche sempre questa contrapposizione di immagini, di figure, di icone. Ecco, il re per diciamo in qualche modo il Regno Unito rappresenta appunto la serietà, la storia appunto dello stesso regno, quindi viene messo in prima pagina con l'abbraccio a Zalewski. Ritorniamo invece sui quotidiani italiani, vediamo un po' di quotidiani politici per vedere come raccontano quello che è successo. Partiamo dal Fatto Quotidiano: l'Europa difende Kiev a ciance, perché appunto Trump dice via Zalewski dal tavolo, però insomma l'Europa poi non riesce a concludere. Questa è la critica, insomma, in sintesi del Fatto Quotidiano, che ricordo ha sempre puntato sulla pace, sulle politiche della pace, così come il Movimento 5 Stelle in Italia. Poi La Verità, quotidiano di centrodestra: giù la maschera, senza gli Stati Uniti non si può combinare niente, non le manda a dire il quotidiano di Maurizio Belpietro, e quindi Salvini invece: Ursula, non parli più di armi, finalmente il PPE sta con noi sul folle blocco delle auto. Quindi anche qui si mischiano le questioni, la questione geopolitica con la questione delle politiche e del Green Deal. Ancora Il Giornale: Occidente, ultima chiamata. Questo sembra un titolo in qualche modo un po' ragionato, perché Meloni cerniera tra Europa e Stati Uniti, Starmer e Macron chiedono un mese di tregua, l'Italia è necessaria. E poi tutti gli abbracci messi in prima pagina dei leader a Zalewski, quindi la solidarietà massima dell'Europa al premier, diciamo al presidente dell'Ucraina. Ancora vi faccio vedere un altro quotidiano che è Il Foglio. Parla Emmanuel Macron sul Foglio, questa è un'intervista come sempre fredda, quella del lunedì del Foglio. Come europei dobbiamo essere credibili nel sostegno a lungo termine all'Ucraina, abbiamo bisogno di un'Italia forte, l'Italia sia al nostro fianco e lo faccia da grande paese europeo sulla scia di quanto ha fatto Draghi, restiamo uniti. Quindi l'esclusiva intervista del Foglio a Emmanuel Macron, che vuole anche in questo caso, no, e questa poi la lettura diciamo dei politologi, vuole anche in questo caso prendere il pallino della situazione ed essere il peacemaker, diciamo l'uomo che rimette assieme i pezzi, nonostante la sua debolezza, lo abbiamo visto la sua debolezza politica in patria, no? Questo è diciamo la fotografia. Ancora un quotidiano, vi facciamo vedere Il Tempo, che ha un'apertura divertente: la musa di Zalewski, riprendendo Giorgia Meloni che diventa il peacekeeper, gli Stati Uniti nella parola musa, USA, quindi con la bandiera americana, e appunto Zalewski, tutto messo insieme. Dopo lo scontro alla Casa Bianca è Meloni a gestire i passaggi verso la pace in Ucraina, sente Trump, vede Zalewski, progetta un viaggio a Washington, ma è perplessa sull'invio di truppe. Starmer presenta il suo piano per un mese di tregua e Macron dice c'è bisogno dell'Italia, quindi un ruolo in qualche modo importante per l'Italia. L'ultima notizia che vediamo in pochissimi secondi è quella che riguarda il Papa, eccolo qua.
La riprendiamo velocemente, se no andiamo avanti. Eccolo qua. Il Papa supera anche l'ultima crisi, torna a respirare senza la maschera. Anche ieri, vedete, i fedeli in preghiera al Gemelli, scongiurate il pericolo di un'altra infezione dopo il broncospasmo, via la ventilazione meccanica, la visita del cardinale Parolin di Penaparra. Grazie Luca, adesso subito un'occhiata al tempo, poi sarà il nostro ospite il magistrato Santino Mirabella. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, quando ritroveremo l'anticiclone su quasi tutta Italia, bel tempo, sole, a parte la residua variabilità sulle due isole maggiori e la Calabria. Nel dettaglio Sicilia, con grande variabilità tra sole e nuvole sparse, possibilità di qualche improvviso piovasco sul lato ionico, nonché sull'entroterra, altrove invece condizioni di maggior spazi soleggiati, temperature che raggiungeranno diffusamente i 16-17 gradi, ma con qualche punta anche di 18-19 gradi sulle zone costiere. Minime invece a una cifra sull'entroterra. Nel corso di martedì una zona di bassa pressione tra la Spagna e il Nord Africa lambirà marginalmente la Sicilia, con un ulteriore aumento della variabilità e qualche piovasco che sarà sempre possibile. Temperature comunque non subiranno grandi variazioni, mediamente sempre tra 15 e 17 gradi. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree? L'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Diamo il benvenuto al dottor Santino Mirabella, magistrato, coautore insieme con Enzo Trantino, purtroppo scomparso recentemente, di questo libro intitolato I personaggi archetipi, le presentazioni di una strana coppia. Perché una strana coppia? Che siamo io e lui, apparentemente estremamente lontani per il tipo di vita, per il tipo di preparazione, per tantissimi motivi, per il lavoro, avvocato, giudice, io giudice, lui avvocato, per motivi generazionali e quant'altro, però abbiamo scoperto che delle volte le alchimie nascono senza nessuna prevedibilità e sono nate queste alchimie, che mi è stato veramente un grandissimo dono che io ho avuto negli ultimi 10 anni, così, di avere questo rapporto privilegiato con Enzo. Ma in realtà, ecco qua, la casa editrice è Acquaria. In fondo questo libro è quasi una sintesi di altri 2 volumi precedenti, sì, è così? Sì. Abbiamo visto la copertina poco fa. Prego, ce li Sì, vuoi sono questi 2 che li ho portati perché mostra e dimostra, come diceva Charlie Brown, li ho portati e sono questo il primo che abbiamo scritto assieme e questo il secondo. Indizi di dimenticanze e storie impossibili. E questo è invece di adesso, i personaggi archetipi, è proprio la summa, perché rappresenta le presentazioni che noi abbiamo fatto di questi 2 libri, che erano un trampolino di lancio per dei ragionamenti, per delle divagazioni meravigliose come solo Enzo sapeva fare, e quindi ho voluto, purtroppo è uscito proprio pochi giorni prima che Enzo ci lasciasse, quindi lui non ha potuto averlo in mano questo libro, e quindi ne faccio come una specie di missione a questo punto di partecipare a quante più persone possibili i suoi ultimi, tra virgolette, grandi ragionamenti filosofici, politici, umani, sociali, perché erano, come dicevo, un trampolino per le sue meravigliose divagazioni. Ecco, parliamone un attimo, chi sono questi personaggi archetipi, alcuni di questi? I personaggi archetipi a cui si fa riferimento nel titolo, che è dalla prefazione dell'avvocato Roberta Lorè, sono personaggi che sono proprio i protagonisti dei primi 2 libri. C'è Angelo, che sarei io, che rappresento il protagonista che vive nella vita di tutti i giorni, che vive con le ingiustizie del potere, con le difficoltà di una società che ha perso la memoria. Infatti nel primo libro è Angelo che perde la memoria breve,
ed è un grande ragionamento su come recuperare la memoria breve e capire come siamo arrivati a questo punto. Ne parla in prima persona, ma in realtà è un riferimento a tutta la società. E invece Enzo Trentino rappresenta il passato che lui ha voluto incarnare in Agatone, il grande greco, che in qualche modo fa in modo che una specie di guru del pensiero, della valutazione, che sa cosa è successo, sa cosa succederà, e davanti a queste situazioni il personaggio Angelo si vaga, ragiona, cerca di muoversi. Bene, ma poi ci sono gli incontri autentici di filosofia, sociologia, politica, speculazione giudiziaria, umorismo. Sì, è proprio le divagazioni che dicevo. Il bello di questo libro, i personaggi archetipi, appunto, è la possibilità di parlare un po' di tutto, come quando ci si incontrava nei vecchi cenacoli, si parla un po' di tutto, si divaga un po' su tutto e quindi si dice qualche cosa che dall'alto si può vedere, dal basso generalmente no. Siccome Enzo da tantissimi anni viveva moltissimo più in alto della media di tutti noi, allora era un po' come una visione che lui aveva dell'insieme e in questo modo riuscivamo a divagare, ripeto, in maniera piacevole. C'è una importante anche postfazione di Roberta Hilde Lorey. Perché è importante? È importante perché è una summa, è uno di quei libri in cui in pratica si fa in modo che sia il lettore il terzo protagonista, perché mentre tutti e due i personaggi archetipi rappresentano qualcosa, è il lettore che deve fare la sintesi tra le loro due visioni. Certo. Lei ha scritto sul quotidiano La Sicilia, ha partecipato alle presentazioni di questo volume anche, no? Roberta Lorey, sì, in qualche modo è, diciamo, il terzo protagonista di questo libro e di questa vicenda che ci ha unito felicemente con Enzo Trentino. Bellissima. E che ricordo vuole che manteniamo noi catanesi fra i tanti di Enzo Trentino? Ma Enzo io una volta l'ho paragonato a un drone, quello che dicevo prima, un drone che dall'alto ormai ci osservava tutti e capiva qualcosa di più, molto di più di quello di tutti quanti. Io credo che non sia necessario fare qualcosa per ricordarlo, perché un personaggio come Enzo Trentino è indimenticabile, quindi sicuramente ci sarà mille motivi ancora per ricordarlo nelle cose concrete. Importante è capire l'essenza della sua anima e quello che ci ha regalato, che è qualcosa che supera le barriere nelle quali viviamo, con questi confini così ristretti, destra, sinistra, avvocato, magistrato, insomma queste barriere che ci impediscono di dialogare con l'altro. È invece una lezione che ci ha dato soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita. Questo è molto importante. Peraltro ha creato un'antologia che ha un titolo curioso, La Cumacca del lucro, che io non riesco a interpretare benissimo. Sì, vabbè, io da giudice una volta... Che cos'è la Cumacca del lucro? La Cumacca è un termine prettamente catanese, infatti quando l'ho presentata al nord dovevo spiegare cos'era la Cumacca, che è una combriccola di persone che parlano, che chiacchierano, che divagano, che sono quello che si suol dire, siamo una bella Cumacca. Però è del lucro. Del lucro cessante, e cioè è la capacità, e sempre giuristi siamo, è la capacità di perdere soldi in qualunque cosa uno si intravede, e quindi sono delle storie comiche. C'è Pippo Baudo che ha fatto la prefazione, ci sono Tuccio Musumeci, Pippo Pattavina, Luca Madonia, Gino Storina, molti che hanno scritto in questo libro e ci siamo divertiti, ed Enzo è riuscito a essere uno della Cumacca e rimarrà sempre nella nostra Cumacca. La capacità di perdere denaro, è un'arte. È bellissimo. E questa copertina, anche questa singolarissima, un paio di occhiali che insomma no, è quell'altra, questa di personaggi archetipi. Sì. Perché è così? Ma guardi, questa copertina l'autore sono io. È una mascherina del sonno che il mio cane aveva mangiato, però ne ha creato una tale capacità di introspezione. C'è qualcuno che cerca di guardare con occhio spaventato, e però l'altro occhio è stato divorato, quindi la difficoltà di vedere il mondo, di vedere nelle cose. Quindi
quindi così da una cosa che succede, c'è un cane che fa monellerie, si può trovare un motivo per divagare anche su di su di geniale questo. però riuscire a coniugare, a mettere insieme. Ci vuole un po' di arte Ci vuole un po' di figurativa. arte. Sì. Ma lei comunque è un magistrato, è inevitabile che io le chieda come va a finire secondo lei questo controverso rapporto tra magistratura e diciamo politica. Ma Via. io credo che una delle bisognerebbe parlare ore e ore. Il problema La sua basilare, opinione, alla luce della sua esperienza. il problema basilare è recuperare la fiducia reciproca che tra poteri dello Stato è fondamentale. Invece si parte da entrambe le parti, quindi mi voglio mettere anch'io, entrambe le parti partono da una visione di diffidenza verso l'interlocutore. Quindi qualunque cosa faccia la controparte è vista con il retropensiero di cosa vuole realmente fare. Se non si recupera una fiducia reciproca per una collaborazione che non sia quindi uno scontro, purtroppo continueremo a fare sempre altri scontri perché inevitabilmente ci si incontra. Sì. Ma se ci si incontra da persone che non ci si può vedere, finisce che invece C'è di stato salutarsi... uno sciopero recentemente, ma una via d'uscita lei le individua, quale potrebbe essere? La via d'uscita è parlarsi e darsi spazio a vicenda e soprattutto dare spazio, ora parlo pro domo mia, dare spazio anche agli addetti ai lavori. Quando si parla di giustizia è normale comunque che i magistrati possano quantomeno dire la loro. Certo. Bene, la ringrazio molto anche Grazie per a voi. questo, con Santino Mirabella e purtroppo non c'è più Enzo Trentino. Abbiamo raccontato, provato a raccontare i personaggi archetipi, una strana coppia come si definivano i due coautori, edizione Acquaria. Complimenti e buon lavoro. Grazie, dottore. grazie a voi per l'invito. Adesso facciamo una breve pausa e poi tra poco parleremo con Don Fortunato Di Noto della grave situazione che riguarda la pedofilia e la pedofilia online sulla base del rapporto Meter di Don Di Noto. State con noi, buongiorno Sicilia. Grazie ancora dottore. Grazie a voi. Buongiorno Sicilia, è venuta a trovarci Agata Patrizia Saccone, giornalista esperta di moda. È il momento giusto per parlare di moda, visto che siamo a cavallo tra la settimana della moda di Milano e quella di Parigi. Si conclude quella di Milano oggi, mi pare. Si conclude oggi in realtà, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, si conclude oggi Milano Fashion Week, ma la parte digitale, perché in realtà di fatto si è chiusa ieri quella fisica, quindi le sfilate, le presentazioni in presenza a Milano. Oggi si parte tutti per Parigi e in tutto questo a cavallo abbiamo avuto la notte degli Oscar. Certo, è in partenza anche lei? In partenza anch'io, tra qualche giorno, ovviamente un po' di pausa, vedo che stanno andando già in onda le immagini dei K-Way che quest'anno ha compiuto i suoi 60 anni. È stato in realtà Milano Fashion Week è stata un'edizione, questa appena conclusa, ma l'edizione possiamo pure definirla dei compleanni importanti perché in assoluto i 100 di Fendi. Quindi questi 100 anni ha festeggiato la Maison Fendi, appunto la Silvia Venturini Fendi è stata direttore creativo, in questo momento lei è direttore creativo in attesa della nuova nomina del direttore creativo, ma qui stiamo vedendo le immagini che scorrono appunto K-Way. No, non le stanno vedendo non gli le stanno ascoltatori. vedendo gli Adesso ascoltatori. Bene, allora... Guardi, lassù in alto ci sono le immagini che vanno in onda. Bene. Conviene però che lei continui a guardare Esatto, me, così esatto. riusciamo a intenderci anche meglio. Parliamo di un bilancio, sia pure, come dire, rapido, di questa Milano Fashion Week. Dove va la moda italiana? Si parla molto di grandi, che lei alcuni dei quali ha citato, però si parla anche di giovani stilisti, di sostenibilità, di attenzione ai materiali riciclati, alle tecniche più aggiornate. Qual è la sua opinione? In un momento sicuramente in cui il mercato della moda, diciamolo, è un po' in sofferenza per via insomma di tutte le situazioni che si stanno verificando
in giro per il mondo. C'è una grande, comunque c'è un grande ottimismo da parte dei giovani e soprattutto c'è questo virare sempre più verso il concetto di sostenibilità della moda, fondamentale. Tra le presentazioni che abbiamo avuto modo di vedere a Milano, quella di Mirko Giovannini, pensate che la sua collezione si realizza proprio attraverso materiali ricavati dal settore metalmeccanico. Niente meno. Assolutamente sì. E poi comunque abbiamo visto, devo dire, una moda anche, anzi degli show molto inclusivi, perché la settimana della moda, come sappiamo, è una settimana prevalentemente tecnica, quindi dedicata a giornalisti, buyer, top buyer e celebrities, per cui non aperta al pubblico non tecnico. Ed ecco che i nostri Dolce & Gabbana sono riusciti a stupirci con effetti speciali, creando questo show sia all'interno che all'esterno, quindi on the road anche per il pubblico, per questi giovanissimi che sono letteralmente impazziti alla vista appunto della Victoria De Angelis dei Måneskin, che è stata la console, quindi DJ set del fashion show in esterno, quindi on the road di Dolce & Gabbana. Perfetto. E invece Parigi come si preannuncia? Beh, Parigi è sempre la settimana della moda più attesa, perché è lì che abbiamo il vero termometro dal punto di vista dei buyer. Parigi generalmente è quello l'indicatore effettivo che ci dà poi la contezza di quello che di quello che oggi è il mercato della moda. Abbiamo visto che ci sono stati gli stessi gruppi del lusso, il gruppo Kering ha denunciato appunto ha dichiarato dei crolli rispetto al 2024 e al 2023, quindi c'è stato un meno 20% in alcuni settori, che è tantissimo. Però allo stesso modo ci sono altri gruppi come Prada. Tra l'altro Miuccia Prada, a quanto pare, cioè Prada sarà praticamente il gruppo che acquisirà Versace, questa è la notizia, la news di quest'oggi. Ah, che bella! Sì, e quindi quantomeno ritorna in Italia, ecco, ritorna in Italia, perché il gruppo Versace appunto da quando era stato venduto e adesso sembrerebbe che sarà il gruppo Prada ad acquistare. Ma lei diceva Parigi è un po' il termometro, c'è una possibilità di collaborazione fra Milano e Parigi, Italia e Francia, vista anche il momento non facilissimo a cui faceva cenno lei? Allora, assolutamente sì, c'è questa possibilità di collaborazione che di fatto esiste perché ovviamente chi sfila durante il Pret-à-Porter, chi sfila in Italia non sfila a Parigi, per cui di fatto non si fanno concorrenza ma si integrano. Diciamo che i buyer esteri negli ultimi anni, diciamo nell'ultimo decennio, poniamola così la cosa, sono un po' più presenti a Parigi che a Milano, ma questo è una cosa che ed è il motivo per cui del resto anni fa Giorgio Armani decise insieme agli altri ovviamente associati di Camera Moda, di creare un calendario all'interno della Milano Fashion Week assolutamente equilibrato, quindi non più tutti i big di settore, tutti le maison big all'inizio e poi alla fine lasciare i giovani o comunque i meno, non li voglio definire meno big, ma comunque quelli meno attesi, poniamola così, ok? I meno attesi, e così grazie a questa sua, devo dire, scelta, anche perché Re Giorgio, che se ne dica, comunque rimane il Re fortunatamente esiste, c'è, sì, esattamente, e quindi praticamente hanno deciso di creare questo calendario equilibrato proprio per fronteggiare il problema. Finiti cioè la settimana della moda dura 7 giorni, c'era stato un momento sino a poco prima del 2020, quindi parliamo 2017-18, in cui si concentravano tutte le sfilate più importanti i primi 3 giorni, gli altri 4 rimanevano praticamente svuotati, non di eventi in calendario o di fashion show, ma di buyer, perché tutti si proiettavano già su Parigi. Perché la Wind Tour partiva per Parigi, abbandonando quindi le passerelle italiane, e tutti andavano al seguito perché lei è un po' la... è lei che è la più sicuramente è l'influencer per antonomasia, poniamola così. Giusto, è influencer sì. Pur non essendo un influencer, sì. Ma diciamo, parliamo adesso un po' più terra per i non addetti ai lavori, non più dal punto di vista come dire, industriale, economico, ma dal punto di vista del look.
Allora, chi vince tra l'eleganza italiana e l'eleganza francese e perché? Maschile e femminile, Allora, la sfido. Io da italiana non posso che tifare per il nostro Made in Italy, la nostra eccellenza, che comunque, che se ne possa dire, rimane sempre la più corteggiata dai mercati esteri. Rimane così, è vero? Assolutamente sì, adesso anche nei mercati arabi c'è questo, nei mercati arabi diciamo che c'è sempre stata, ma adesso sta incalzandosi ancora di più. La scorsa settimana a tal proposito c'è stato anche un incontro a Dubai in cui si è parlato di Made in Italy e della possibilità di investimenti delle aziende dell'eccellenza del Made in Italy proprio in quel mercato, in quella parte geografica del mondo. E quindi vive il Made in Italy assolutamente. E poi se parliamo in termini di eleganza, ecco, io vengo distratta dalle immagini, abbiamo visto durante la Fashion Week, parlando di compleanni importanti, il compleanno di Ermanno Scervino, i suoi 25 anni di Ermanno Scervino. La donna ad esempio di Ermanno Scervino è la lady chic per antonomasia, quindi dalle cool girls di Dolce & Gabbana con questi abiti molto denim, molto street style, come dire l'abito per tutti i giorni e soprattutto l'abito con cui inizi la giornata e poi la concludi per andare a fare il cocktail, la pericena, eccetera, eccetera, alla donna invece di Ermanno Scervino che ha un outfit dedicato per tutte le occasioni, quindi l'eleganza di Ermanno Scervino... Che cambiano quindi. E cambiano, non so, Dolce & Gabbana ha presentato queste linee molto denim, molto minimal, queste sottovesti che si abbinano al jeans, quindi al denim, Ermanno Scervino i montoni che invece come capispalla che avvolgono il corpo delle donne, questi tailleur che sono ormai diventati il suo, come dire, il suo pezzo forte delle collezioni, e questa è la situazione, diciamo, questo è quello che ci prospettano i nostri grandi stilisti italiani. Peraltro voglio parlare anche di Roberto Cavalli, perché abbiamo il nostro direttore creativo che è un siciliano, Roberto Fausto Puglisi. Fausto Puglisi, celebriamo la sicilianità non soltanto con Domenico Dolce di Dolce & Gabbana, ma anche con Fausto Puglisi, che è appunto il direttore creativo della Maison Cavalli e che ha presentato Pompeii Future. Quindi questa collezione dai colori molto accesi che in qualche modo non so perché, forse perché io da catanese vedo l'Etna un po' dappertutto, ma in qualche modo mi riportano un po' i colori del vulcano, chissà, forse perché presa in questi giorni dalla notizia dell'eruzione dell'Etna, però io vedo in qualche modo un po' di Etna, anche se lui, insomma... Per i giovani c'è una possibilità di lavorare, inserirsi, darsi da fare, un po' come ha fatto questo importante protagonista siciliano. Ma l'importante protagonista siciliano, parliamo di Fausto Puglisi, sì, assolutamente Mi sto sì. segnando il nome perché magari lo cerchiamo. Molto volentieri, chissà, magari riusciamo a fare un invito anche per lui, sì. Sì, ci piacerebbe. Fausto, è la dimostrazione di come nulla accada per caso, cioè dietro l'affermazione, dietro la professione e la carriera ci sta sempre tanto sacrificio, cosa che mi rendo conto oggi la new generation non ha ancora bene afferrato il concetto, cioè i ragazzi di 20 anni oggi, diciamolo pure, forse avrebbero bisogno di essere maggiormente responsabilizzati, forse anche dai loro genitori, perché vivono in una condizione troppo ovattata, al punto tale che ti rendi conto che anche quando provi a formarli, cioè si fa davvero tanta fatica, perché a loro manca l'ABC del saper vivere. Cioè, che è una cosa ben diversa dalla professione, non so. L'ABC del saper vivere, le sta dicendo le cose importantissime, parlando di tailleur e parlando... ce lo spieghi? Ve lo spiego sì. Oggi i ragazzi, secondo me, vivono in un mondo che paradossalmente è una vita parallela, è una vita virtuale rispetto a quella reale. Il mio termometro è più che certificato, perché ovviamente ogni tanto mi diletto anche a formare dei tirocinanti universitari
e mi accorgo di come effettivamente i loro 20 anni siano molto diversi dai miei 20 anni, dai nostri 20 anni. Non so, Perché? ma perché noi eravamo già in grado di saper vivere, eravamo responsabili. Troppo ovattati, ha Loro detto vivono prima. in un mondo che è dinanzi ad una piccolissima difficoltà, che potrebbe essere, dico una cosa banale perché mi è successa stamattina, per esempio, non trovare il parcheggio dell'auto, Sì. loro vanno in panne. Cioè, è una cosa che ti fa pensare, ti fa riflettere. Io ho scelto ad oggi di non far figli e penso proprio che non so se ne farò, perché se questa è la società in cui noi proiettiamo i nostri ragazzi è veramente preoccupante. Dico, io sto dicendo una cosa che è importante e lo dico da donna che ama i bambini. Me ne rendo conto. Però molto. è preoccupante perché poi ti rendi conto E questo avviene anche nel vostro settore, o perlomeno nel settore della moda che lei allora, segue. paradossalmente il settore della moda è più motivante. È più motivante. Io mi accorgo della differenza tra gli studenti, faccio un esempio, degli studenti che studiano all'Accademia di Belle Arti. Sono dei ragazzi molto motivati, perché comunque chi si iscrive lì è motivato da una passione artistica. Cioè non puoi fare l'Accademia di Belle Arti se non sei un artista nato. Non lo puoi fare come ripiego. Dici, sai, mi iscrivo, faccio giurisprudenza, giusto perché devo proseguire. Devi avere la passione vera. Economia. Devi avere lì una passione vera. Ecco, lì io riscontro invece molta motivazione, molta. E questo direi potrebbe essere forse il messaggio conclusivo per venire fuori da questi impasse che lei ha raccontato e ha descritto molto bene. Un suggerimento che si potrebbe dare è quello proprio di seguire le proprie passioni, perché seguendo le proprie passioni poi si trovano anche... È condizio sine qua non, lo dico sempre, piuttosto andate, se la vostra passione non è neanche lo studio, cercatevi un lavoro onesto, pulito, che vi metta nelle condizioni di socializzare, di potervi rapportare con il mondo e non con uno smartphone dalla mattina alla sera, che non è questa la vita. Purtroppo i fatti recenti del mondo delle influencer lo hanno anche dimostrato. Ci vuole poco a far cadere un castello di carte, poi scopri che magari era tutto un'apparenza. Era tutto una soap opera. Era tutta una soap opera, non so Quando parte per Parigi? Tra un paio di giorni partirò per Parigi e così da lì inizieremo a vedere le altre belle realtà. Le auguro buon viaggio e la ringrazio molto per le sue osservazioni che riguardavano le settimane della moda, ma anche i nostri giovani. Abbiamo bisogno di pareri di colleghe e colleghi come lei, giovani, che ci danno le indicazioni giuste. Bene, noi ci fermiamo qui, le auguriamo, ripeto, buon viaggio e complimenti per il suo lavoro. Tra poco avremo Don Di Noto. State con noi, buongiorno Sicilia. Siamo in collegamento con Don Fortunato Di Noto. Buongiorno Don Di Noto, benvenuto. Non so se mi sente, è il fondatore di Meter. Buongiorno a voi. Fondatore di Meter, l'associazione che dall'89 contrasta, come sapete, la pedofilia e la pedopornografia. E purtroppo il tema è di grandissima attualità. Recentemente c'è stata un'operazione in tutta Italia contro la pedopornografia online, è partita da Catania ma poi si è estesa a diverse città d'Italia. Don Di Noto ha pubblicato recentemente un rapporto Meter che dà un quadro allarmante di questo fenomeno. È così, Don Di Noto? Forse l'audio... Sì, il rapporto Meter è nato... Sì, credo che abbiamo qualche problema audio, ma delegata al collegamento rete. Lei parli pure, non si preoccupi. Stavo dicendo, abbiamo pubblicato il report che ci ha permesso di poter avere in dettaglio il lavoro che svolge Meter ogni giorno, dati alla Polizia Postale Italiana ma anche alle polizie estere. Più di 220% dei video
pedopornografici con età che vanno dai neonati, anche appena nati e violati, fino a età anni. Poi le foto, le piattaforme di messaggistica istantanea come Signal, 60 chat, che 13 chat con le cosiddette fenomeno della pedomama, cioè delle mamme delle donne che abusano dei loro bambini. E questo veramente è stato molto inquietante. I numeri che sono stati vagliati, documentati, sono stati confermati dalla Polizia Postale stessa, che abbiamo avuto la presenza del dottor Gabrielli, il direttore generale nazionale, e il dottor Labella, che è del compartimento Sicilia Orientale di Catania. E hanno confermato come la pedocriminalità è una forma di mafia molto aberrante, perché va a colpire veramente i bambini con business economici altissimi. E questo è un fenomeno che deve essere ovviamente in rete, insieme, sempre di più attenzionato e contrastato, e soprattutto l'opinione pubblica dovrebbe iniziare non a retrocedere per l'emotività del problema e delle situazioni che vengono raccontate, ma a reagire in maniera adeguata, degna, con informazione, formazione, con un impegno costante di prevenzione con i nostri ragazzi. Noi non dobbiamo avere paura di parlare, e bisogna saperne parlare ai ragazzi di questo problema. E noi abbiamo incontrato 40.000 persone, sia dalle scuole, università, come anche attività parallele e correlate anche nelle parrocchie, nelle diocesi. Per dire come non possiamo abbassare la guardia, come dobbiamo far sì che tutto questo possa diventare occasione di salvare qualche bambino da queste, sono chiamate del mondo, anche di conseguenza in Italia, come avete visto dalla Polizia Postale, questa importantissima e impegnativa operazione nazionale veramente che ha portato a scoperchiare uno dei fenomeni più aberranti, più delicati, più terrificanti che i bambini possono subire. Don Di Noto, questo fenomeno purtroppo che lei ha descritto, e spero si sia potuto percepire bene, è in crescita, è in aumento. Questo perché? Perché c'è come diceva lei, le mafie che lo gestiscono fanno sempre più affari, quindi c'è un mercato che richiede queste cose così terribili, che ci indignano, che ci riempiono di riprovazione, eppure c'è una richiesta, è così? Ha detto bene, c'è una richiesta, c'è un fenomeno di perversione sessuale dove hanno ormai individuato questa perversione sessuale milioni di persone, adulte o meno adulte, che vogliono o godono del bambino come oggetto erotico. È veramente vastissimo questo fenomeno. Già quello del mondo che non si viva questa situazione, già la difficoltà nell'accettare quando c'è una violenza a un sedicenne, a una 17enne. Tanto si sta parlando che ci sono i filoni che cercano neonati, cioè neonati che in quelle foto e in quei video, ebbene, sfatare questa percezione non sono solo foto acuti, i bambini sono stati già abusati, il danno è permanente e quindi c'è una richiesta spasmodica dei bambini per come oggetti sessuali, ma sono milioni e milioni in tutto il mondo, e dall'altra parte ci sono milioni di persone veramente pericolosa, agghiacciante, le maglie delle mafie, chiamiamole così, della criminalità organizzata, che ha visto nei bambini una possibilità di business. Non solo producono il materiale, ma la produzione del materiale perché c'è un bisogno, una richiesta da parte perché veramente fa pensare molto di una società, di una parte, per fortuna, non tutti si è così, di società che la dignità dei bambini
bambini, e questa parte di società è veramente una società un po' di ieri, ecco, magari a volte c'era un episodio di confinato, oggi no, oggi stiamo parlando di reti su reti, quando c'è un'operazione di polizia si sta parlando di centinaia di persone in rete, migliaia di persone che si scambiano materiali, produttori di materiale pedopornografico con bambini. Don Di Noto, purtroppo l'audio non è dei migliori, quindi noi però vorremmo approfittare con un'ultima domanda. Come facciamo a proteggere i nostri bambini, i nostri figli, i nostri ragazzi da questi rischi? L'attenzione quindi da parte di noi genitori, da parte di noi operatori della comunicazione sulla rete, sui pericoli della rete, giusto? È lì che bisogna concentrare l'attenzione, o sbaglio, Don Di Noto? Ma certo, la vigilanza è fondamentale, non possiamo dare uno smartphone in mano ai bambini senza avere una vigilanza. Io mi appello veramente ai genitori che mi stanno ascoltando, la vigilanza, come lo dice la polizia postale, come lo dicono tutte le agenzie educative. Ecco, uno smartphone non può essere dato in mano così come per gioco, deve essere vigilato, perché no, ci sono anche i parent control, ci sono tutte le occasioni tecnologiche di applicazioni che permettono, non vogliamo proibire, però vogliamo tutelare. Questo credo che sia fondamentale. Visto che i genitori e gli adulti inizino a imparare a saper utilizzare anche loro lo smartphone per insegnare ai bambini più piccoli l'utilizzo dello smartphone e del digitale. Adesso io sono costretto a lasciarla a Don Di Noto perché purtroppo la qualità dell'audio non è delle migliori. Abbiamo comunque percepito il messaggio e la gravità del fenomeno, la ringraziamo molto per il suo impegno e il suo lavoro insieme con Meter naturalmente. Adesso è il momento quindi grazie a Don Di Noto e grazie a voi che avete avuto anche la pazienza di reggere, di ascoltare anche in una condizione piuttosto difficile, ma un personaggio come Don Di Noto è certamente prezioso, valeva la pena. Adesso è il momento del nostro almanacco e poi dopo tocca all'oroscopo. State con noi, buongiorno Sicilia. Oggi è la giornata mondiale della natura selvatica, istituita dall'ONU per celebrare la data in cui nel 1973 183 stati hanno firmato la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate. L'obiettivo è preservare la biodiversità in tutto il mondo. Inoltre si celebra la Giornata Mondiale dell'Udito, un evento che coinvolge oltre 100 paesi in tutto il mondo per richiamare l'attenzione dei governi sull'importanza dell'udito. Ma sapete come funziona il termos? Il termos usa il vuoto per mantenere costante la temperatura di liquidi caldi o freddi. Il liquido si trova in un recipiente interno con pareti metalliche e circondato appunto dal vuoto che blocca le correnti di convezione, un particolare tipo di trasporto di energia con cui si trasmette calore all'esterno. Per far sì che avvenga, i due materiali devono essere a contatto ed è per evitare questo che viene realizzato il vuoto, o meglio una regione di spazio in cui la pressione è più bassa di quella atmosferica. Allora, è il momento dell'oroscopo, signore e signori, presentiamo in diretta Marco Amato. Marco, ci sei? Oh, con ci una... sono, buongiorno. Ma questa tazzina è dorata? Eh beh sì, oggi si doveva per forza scomodare il gold, proprio perché parliamo di qualcosa di dorato. Caspita, allora ti auguro una buona giornata e ti do subito la parola. Grazie infinite. Allora, oro come le statuette degli Oscar, perché oggi su tutti i tableau esplode un po' questo trionfo della Mickey Madison, un'attrice di 25. No, ma oggi siamo sfortunati, no? Sì. Mi sentite ancora?
riprendi l'attrice, la nomini di nuovo per favore e vai. Mickey Madison. Ok. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento anche video, se no si sente la tua voce ma si vede il mio faccione che non è la stessa cosa. Vabbè, al cambio non va male assolutamente. Va bene. Allora, vai pure. Allora, Mickey Madison ha sorpreso un po' tutti proprio perché la premiazione degli Oscar è stato, come dire, l'incognita inaspettata, proprio perché ha trionfato. A 25 anni prende un Oscar come migliore attrice protagonista, sbaragliando tutte le previsioni che davano Demi Moore come vincente. La grande delusa, è vero? Sì, anche perché non solo delusa lei, ma è un po' stata la Giorgia di questo. La Giorgia, esatto. La Giorgia di questa questo crudele paragone. Vabbè, oddio, crudele. L'importante è come le prendono, insomma, queste cose. Insomma, Anora ha vinto perché l'attrice, in quanto Ariete, ha soverchiato un po' lo Scorpione, che è un po' più in difficoltà. Quindi il trionfo zodiacale dell'Ariete arriva proprio oggi con un Mercurio che si sposta in questo seggio zodiacale. Quindi cosa succede allo zodiaco? La parola diventa un po' più complessa, comunicativamente siamo tutti un po' più aggressivi ed esplosivi. Ariete in particolare, che utilizzerà questo Mercurio per dinamizzare il suo cielo, proprio perché Venere si è fermata in moto retrogrado questo fine settimana. Mercurio curerà meglio le relazioni. Per il Toro è un Mercurio pensieroso, proprio perché alle spalle e dietro, mentre invece per i Gemelli il proprio Mercurio, il pianeta, il dio dai piedalati, è il vostro pianeta, per cui tornando in gioia e nell'amico Ariete è assolutamente molto più vantaggioso. Gemelli esplosivi e voglia di trasgressione. Cancro, oggi anche la Luna non è particolarmente a vostro favore, proprio perché si sposta da Ariete a Toro, una Luna che in serata riequilibra le vostre emozioni, ma che tendenzialmente deve farvi riflettere. Con Mercurio contro non è il caso di parlare troppo. Leone, ottimo, perché Mercurio è di Trigono, quindi riprendete la parola e avete di nuovo dalla vostra il supporto carismatico della comunicazione. Vergine, Mercurio è anche un vostro pianeta e finalmente si toglie dall'opposizione dei pesci, quindi finalmente tutto è più chiaro e tutto più sereno. Bilancia, inizia un periodo con Mercurio contro e in opposizione, quindi cari Bilancia, oggi dovrete un po' dibattere su questioni un po' delicate. Scorpione, Mercurio ha dismesso il trigono uscendo dai pesci, ora è in Ariete, un po' distante in gradi, semplicemente vi lascia in pace, vi lascia più sereni e con delle proposte decisamente molto più creative. Sagittario, Mercurio di Trigono pure per voi, quindi sfruttate bene questa potenza planetaria che vi viene data. Avviene soprattutto nell'ambito dell'amore, dove ritrovate comunicazione. Capricorno, sempre tattici e programmatici, Capricorno dovranno smettere un po' e andare verso qualcosa di più cauto, proprio perché non è il momento di fare affari. Acquario, assolutamente positivo e congeniale questo Mercurio in Ariete, che vi porta di nuovo a ripartire, a essere più comunicativi e socialmente stupirete un po' tutti con i vostri piccoli e grandi successi. Pesci, un Mercurio che se ne va, un Mercurio che è stato molto utile, ma un Mercurio che finalmente adesso vi lascia in pace con meno pensieri e meno tensioni. E detto questo, auguro a tutti uno splendido inizio settimana. Buona giornata Michele, buongiorno Sicilia. Buona giornata a te, buongiorno Sicilia. Ci dispiace, scusate, perché l'audio era perfetto, ma stavolta il video non andava bene. Oggi è il 3 marzo, è il compleanno di una canzone, Chiamami per nome, il singolo che ha visto la collaborazione tra Francesca Michelin e Fedez. Il brano è stato presentato al Festival di Sanremo, il 71esimo, e si è classificato al secondo posto con Chiamami per nome, che oggi festeggia il suo compleanno. Vi lasciamo, diamo l'appuntamento a domani e vi auguriamo buongiorno.